Lunedì 27 giugno, buongiorno a tutti, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG. Anche oggi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30, una diretta di un'ora e mezza per portare a casa vostra l'informazione, le notizie, gli aggiornamenti di tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio in Veneto. Ebbene, come sempre, come d'abitudine, la prima parte, il primo blocco del nostro Focus TG è dedicato alla cronaca e apriamo questa edizione con un incidente mortale avvenuto ieri a Monselice. Perde la vita un 29enne rappresentante di commercio. Lo schianto all'ora di pranzo, mentre tornava a casa dopo una gita con la fidanzata e il cognato. Nicolas Menato, 29enne, agente di commercio di San Pietro Viminario, è morto in sella alla sua moto a poche centinaia di metri dal casello autostradale della A13 di Monselice. Il ragazzo, agente di commercio per una ditta di Selvazzano, all'improvviso ha perso il controllo della sua Ducati, ha sbattuto contro il guardrail ed è finito a terra. Una scena drammatica avvenuta proprio davanti agli occhi della fidanzata Samantha, che lo seguiva in sella alla sua moto. La vittima stava affrontando una semicurva, sull'asfalto non ci sono segni di frenata, forse è stato colto da un malore. I tre stavano tornando da una gita sui colli come erano soliti fare spesso la domenica. Sotto shock l'intera comunità di San Pietro Viminario, dove viveva Nicolas, e tutta la sua famiglia. Intanto la Procura di Padova ha chiesto una verifica di un consulente per chiarire la velocità del camion che venerdì pomeriggio ha provocato un altro incidente con la morte della 17enne padovano Simone Silvestri, che era a bordo di uno scooter guidato dal papà. L'incidente è avvenuto in via Po tra Limena e Padova. Il camion, svoltando, ha stretto troppo la curva, schiacciando lo scooter contro il guardrail. Il padre è caduto a terra e non si è fatto nulla, mentre Simone è rimasto schiacciato dalla ruota posteriore del mezzo pesante. Nel fine settimana nel Padovano c'è stato un altro incidente stradale anche lungo via Gattamelata a Padova, con un'auto che è finita contro un albero ed è rimasta in bilico tra l'argine e il canale, ferita leggermente la conducente, che è stata estratta dalla macchina dai vigili del fuoco. E poche ore fa, questa mattina, è morto Leonardo Del Vecchio, imprenditore, fondatore di Luxottica, presidente esecutivo della Essilor Luxottica, la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e di lenti, che conta circa 80.000 dipendenti e 9.000 negozi. Aveva 87 anni, compiuti lo scorso 22 maggio, era ricoverato al San Raffaele di Milano, dove appunto si è spento questa mattina, e a tutta la famiglia va il cordoglio della redazione di Media Nord-Est. Noi andiamo avanti con la cronaca che ci porta a Loreggia, operazione antidroga della polizia locale del Campo San Pierese, trovato hashish appunto in un parco del paese. Eccoli in azione. Leila e Argo, i cani antidroga della polizia locale del Campo San Pierese, hanno passato al setaccio il parco comunale della Risaretta in via Gli Appelli a Loreggia. Il fiuto dei due cani ha permesso di scoprire alcuni imboschi utilizzati dagli spacciatori. Gli agenti della locale hanno trovato nascosti nei cespugli diversi involucri di cellophane con all'interno 10 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Durante i controlli sono stati identificati una decina di giovani, tra i quali molti minorenni. Il comandante Antonio Palocci, soddisfatto del risultato dell'operazione antidroga, ha assicurato che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane, concentrandosi soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile come bar, piazze e giardini pubblici. Ed è giallo ad Oderzo per l'incendio doloso di un'abitazione disabitata in via delle Grazie. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, che hanno operato per circa 2 ore, hanno trovato anche 2 taniche di benzina, una vuota in giardino e una mezza piena al primo piano della casa. Le indagini sono affidate ai carabinieri e sono chiaramente indagini in corso. Adesso ci spostiamo a Vicenza, perché ignoti vandali sono tornati a danneggiare la balaustra del piazzale del santuario di Monteberico. Vediamo.
Monteberico, piazzale della Vittoria. Sono solo passati nemmeno una ventina di giorni dall'ultimo danneggiamento della balaustra che cinge il punto panoramico più prestigioso di Vicenza, che si verifica un nuovo atto vandalico. È accaduto nel fine settimana. Subito è stata allertata la squadra di pronto intervento di AMCPS, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area con transenne e fare la valutazione del danno. La polizia locale sta vagliando le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto e cercare di individuare eventuali responsabilità. Era accaduto così nel gennaio del 2020. Oggi l'amministrazione chiede la collaborazione da parte dei cittadini ed invita chiunque abbia visto o notato qualcosa a fornire utili informazioni alla polizia locale e alle forze dell'ordine per facilitare le indagini. E a proposito di vandalismi e imbrattamenti, ci spostiamo adesso a Venezia, dove alcuni universitari degli Stati Uniti al lavoro proprio a Venezia hanno ripulito i muri imbrattati. È successo a San Sebastiano assieme ai volontari dell'associazione Masegni e Nizioleti. Prima la rimozione di varie stratificazioni di manifesti e manifestini, quindi la ripulitura di imbrattamenti con lo spray. Poco tempo e la porta disegnata da Carlo Scarpa per la sede universitaria di San Sebastiano è tornata a risplendere grazie al lavoro di diversi studenti della Florida Atlantic University assieme ai volontari dell'associazione Masegni e Nisioetti. Masegni e Nisioetti è nata dall'unione di due gruppi Facebook, il presente e il passato di Nisioetti e i nostri Masegni puliti e splendenti. Da qui abbiamo visto che bisognava fare qualcosa di concreto, di qualcosa di serio e abbiamo fatto un'associazione Onlus che si occupa di varie problematiche, principalmente il decoro. Da anni i volontari di Masegni e Nisioetti puliscono infaticabilmente gli imbrattamenti che deturpano Venezia e fanno anche proseliti. Qualche giorno fa un gruppo di studenti di architettura della Drury University di Springfield nel Missouri. Ora i ragazzi e le ragazze della Florida Atlantic University, grazie alla loro docente di italiano Ilaria Serra. Sono il trade union perché sono nata a Mestre e ho studiato a Venezia e sono in Florida da 20 anni e quindi per me è naturale avere un piede di qua e un piede di là ed essere il punto di collegamento con le cose più belle che succedono a Venezia. Gli studenti americani impegnati nella pulitura della facciata di questa sede universitaria sono peraltro studiosi delle opere di Carlo Scarpa, per cui l'azione di oggi ha un significato particolare. Ci sono tanti programmi che ti insegnano l'italiano, sì, però veramente questo programma ti insegna come far parte dell'Italia, come far parte di Venezia, come ovviamente dare una mano alla città che ci ospita. Ciao, mi chiamo Francesca e ci piace pulire i muri con i veneziani. E tra poco dedicheremo ampio spazio all'esito dei ballottaggi, quindi una pagina di politica straordinariamente ricca di contenuti, di interviste, insomma, e di approfondimenti. Adesso però apriamo il discorso legato all'emergenza siccità. Anche in questo caso tanti contributi, tanti servizi, tanti aggiornamenti. Iniziamo con una notizia attesa che è arrivata l'altra mattina. L'Alto Adige garantirà più acqua al Veneto. La decisione è stata assunta dalla provincia autonoma con grande soddisfazione da parte dei consorzi di bonifica. Era difficile avere un'irrigazione efficace ed efficiente senza l'acqua che arriva dalle nostre montagne, parlando appunto di sistema Italia. Dobbiamo essere più uniti, tutti a remare nella stessa direzione, perché se siamo appunto tutti sulla stessa barca, proprio uso questa metafora parlando di acqua, noi dobbiamo guardare di arrivare in un porto sicuro e quindi essere comunque uno con l'altro solidali. Per un Veneto che ha sete, l'apertura dei rubinetti da parte dell'Alto Adige è una buona notizia sia per operatori che per consorzi di bonifica alle prese con una siccità quasi senza precedenti. D'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano e in coordinamento con gli operatori trentini, la società altoatesina dei servizi idrici ha infatti modificato i programmi di produzione delle diverse centrali idroelettriche così da garantire portate più elevate anche nel fine settimana, quindi la continuità della produzione.
approvvigionamento di acqua. Lo scioglimento delle ultime nevi e alcuni temporali tra Bolzano e Trento hanno mantenuto la portata dell'Adige al di sopra del valore inferiore di riferimento, pari a 140 metri cubi al secondo. Da qui la mossa della provincia autonoma, auspicata da tempo ma niente affatto scontata e salutata con soddisfazione da Palazzo Balbi, che continua però a chiedere una gestione nazionale della crisi con la dichiarazione dello stato di emergenza e l'intervento di un commissario. Richieste che Andrea Colla, nella duplice veste di presidente di Coldiretti Venezia e vicepresidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, fa proprie. Noi abbiamo oggi un principio di desertificazione dei terreni, perché l'acqua che noi riusciamo a trattenere è sempre meno e di conseguenza poi abbiamo grossi problemi a far arrivare la cultura a termine, e in questo caso abbiamo sicuramente già subito degli aumenti dei costi proibitivi nel settore primario, nel settore agricolo, ma ancora di più noi abbiamo il problema della salinità. Criticità che interessano anche la coltura dei molluschi. Lo stesso Colla parla da una bilancia di pesca. E abbiamo una moria di cozze, di vongole dovuto proprio alla mancanza di ricircolo d'acqua anche nelle valli, visto i livelli che sono molto bassi. Continueremo a parlare dell'emergenza siccità con tutti gli ultimi aggiornamenti, con anche le immagini che ci arriveranno dal territorio fra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, ve lo ricordo come ogni giorno, lo saremo fino alle 13:30, tempo e spazio per portare a casa vostra l'informazione del Veneto, dal Veneto, quindi tante notizie, tanti approfondimenti. Vi ricordo, fra poco apriremo la pagina della politica, ma continuiamo a parlare di siccità, perché la siccità non crea solo problemi appunto di disponibilità di acqua, ma anche di malori. È davvero un record quello che segna la Marca trevigiana, temperature bollenti, una raffica di interventi del pronto soccorso, pensate 150 chiamate solo nella giornata di sabato, anche oggi numerosi interventi. I sanitari consigliano agli anziani di restare in casa nelle ore più calde. Pochi passi lungo la strada, poi il crollo, l'allarme e l'intervento del SUEM. A terra un anziano, a Salgareda, salvato in extremis. Solo uno dei tanti interventi di una giornata che ha visto confermare nella Marca l'aumento allarmante di accessi in pronto soccorso per svenimenti e malori da caldo. Siamo in piena allerta disagio fisico, così come certificato dalla Protezione Civile regionale in queste ore, un'allerta destinata a continuare. Le chiamate al pronto soccorso in generale in questi giorni hanno raggiunto un picco di 600 nella Marca. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 150 interventi su tutto il territorio della ULSS 2, quindi sul territorio provinciale, 150 interventi per malore, sia in casa che in strada. Siamo circa un 15-20% in più della media, sicuramente una quota di questi è attribuibile all'elevata temperatura. Succede quando il territorio è particolarmente rovente. Da 2 giorni la Marca è la zona più calda del Veneto, con temperature che oggi arrivavano anche a 36 gradi e una percezione dovuta all'umidità di quasi 40 gradi. E il dato scientifico non tiene conto della cifra che si potrebbe rilevare stando sotto il sole nel massimo picco di caldo e che farebbe lievitare la temperatura anche di oltre 10 gradi. Troppo per stare fuori, anche se a Treviso qualche temerario oggi sfidava pericolosamente l'AFA sulle panchine dei giardini pubblici o vicino a qualche fontana. Per il resto una città soprattutto appannaggio di pochi turisti. Intanto medici e infermieri continuano a essere subissati di chiamate, soprattutto per anziani in difficoltà. Uno, perché il centro di termoregolazione di per sé ha già una sua fragilità, e perché il paziente anziano spesso ha una sua patologia cardiorespiratoria. Stare in casa nelle ore più calde e idratarsi il più possibile, il duplice mantra che deve essere sempre ribadito. Ma c'è anche chi non può scegliere dove trovarsi. È di questi giorni l'appello della CGIL per chi lavora in capannoni al chiuso e con poca possibilità di refrigerio. Questo è un rischio concreto, cioè non stiamo parlando della sensazione sudo, cioè stiamo parlando di ambienti di lavoro in cui, in capannoni in cui per
della tipologia di lavoro molto spesso non c'è il condizionamento, in cui troviamo, oltre che al tema della temperatura alta, anche un tema dell'umidità. I lavoratori che si trovassero in difficoltà a fronte delle temperature altissime a rischio di malore devono essere messi in sicurezza, non possono continuare a lavorare in queste condizioni. Devono essere messe in campo queste azioni, per cui anche qua io invito le aziende a confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per trovare le opportune soluzioni. Abbiamo molte esperienze, devono essere fatti. E le cose non vanno certo meglio a Padova, dove i canali del centro sono oramai praticamente secchi e così emergono le alghe che solitamente lambiscono il fondo dei canali, trasformandoli in vere e proprie distese verdi. Continua l'emergenza siccità anche a Padova, i canali interni si stanno abbassando a vista d'occhio. Siamo in Riviera San Benedetto, lo vedete. Le alghe hanno oramai invaso il canale, sembra un tappeto verde, sembra un giardino. Padova si risveglia con i canali sempre più secchi ogni giorno che passa. Il segnale più preoccupante sono le alghe che stanno emergendo e che visivamente trasformano il canale in un prato. E percorrendo via San Benedetto, arrivando al Ponte dei Tadi, lo potete vedere, è una distesa di verde. Sono tutte alghe emerse dal ramo maestro per la scarsità d'acqua. L'edicolante, che ha qui il suo chiosco da quasi 30 anni, ci confessa di non aver mai visto qualcosa di simile. Fa una certa impressione. Speriamo che aprino un po' più avanti. E che... Lei da quanti anni è che qua? 29. Lei in praticamente 30 anni non l'aveva mai visto prima? Mai visto un canale così messo male. Anche i passanti che assistono a questa trasformazione sono stupefatti e preoccupati. Io penso che l'abbiano tenuto in considerazione questo pericolo eventuale delle alghe, che facciano qualcosa, che mettano dei disinfettanti particolari. Sono canali anche secondari, dunque bisogna vedere come sono fatte anche disposte le chiuse, quelle cose lì. Certo che vedere a Padova una secca del genere è un po' triste. Il Comune ha intanto emanato un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, vietate alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di riciclo e l'innaffiamento di prati, giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte. E dai canali in centro a Padova ci spostiamo adesso nel Trevigiano per mostrarvi le immagini del Sile, il cui abbassamento del livello ha fatto riemergere un tratto di sponda davvero unico nel suo genere. Sono opere dell'uomo che la natura ha plasmato facendone monumenti alla fatica e al fiume silente. Assi, fasciami, chiodi, lame che hanno fatto un'epoca, quella dei Burci. Barche da trasporto che per secoli hanno solcato il Sile da e verso la laguna, trasportando mattoni per la costruenda Venezia e vetro, corde di canapa, tabacco per la città dei Trevisi. Barconi enormi per le sponde che li contenevano e che solo l'abilità e l'esperienza dei barcari riuscivano a condurli verso la corrente giusta e che anche nelle notti gli permettevano di catturare nelle vele quella brezza leggera che gli spingeva fino alle sorgive, fin quasi al ponte dell'impossibile. Ma l'era del motore li ha condannati a morte e ora riposano in quella Spoon River che è la riva destra a Silea, dove inizia uno dei percorsi più belli della Restera, che in questo tempo di afa e siccità regala un po' di frescura, ma soprattutto una visione unica che difficilmente si ripeterà. L'abbassamento del livello dell'acqua li ha fatti riemergere in tutta la loro struggente bellezza, che si interseca con la natura circostante, che diventa nutrimento per una delle tante oche del Sile, novella comandante di questo bastimento d'erbe palustri. O ancora il bosco, che è cresciuto dove per decenni si sono stivati i sacchi di farina dei mulini Toso, oggi dimenticata a Chiari e Forti. Facile quindi perdersi nella riscoperta dei particolari, come questo imponente pontone, nell'ordinata serie di chiodi ancora appuntiti, e magari immaginare quale effigie identificava questa chiglia. Uno spettacolo di natura e storia, di curiosità e nostalgia, che questo tempo e per breve tempo ci viene restituito, e che per questo merita un passaggio, prima che torni ad inabissarsi nel dominante abbraccio del fiume silente che per secoli questi Burci hanno dominato.
E dunque canali in centro città completamente a secco, il Sile che raggiunge livelli fra i più bassi negli ultimi anni, e adesso ci spostiamo sul grande fiume, andiamo a parlare del Po, perché anche qui l'emergenza è altissima, con conseguenze e ripercussioni importanti sia per quello che riguarda l'agricoltura che l'ambiente in generale. In questo momento il Po è sceso a 150 metri cubi al secondo, una portata secondo me mai raggiunta dal fiume. È una lenta agonia quella del grande fiume a causa di una siccità che permane da mesi. Una situazione così grave non si registrava da almeno 70 anni. Da tutto il comune di Porto Tolle non sta derivando una goccia d'acqua da giorni e da settimane nei punti più vicini al mare. Il Cuneo Salino è risalito di quasi 30 km, vista la portata di stamattina, e man mano stiamo chiudendo le derivazioni una dietro l'altra. Utilizzando le pompe e altri strumenti si sta distribuendo l'acqua che prima della risalita del Cuneo Salino era stata utilizzata per alimentare la rete di scolo. Comunque l'acqua salata del fiume sta filtrando attraverso gli argini, quindi questa filtrazione attraverso gli argini va ad insalare la falda che va ad insalare i canali, quindi giorno per giorno vediamo che la situazione peggiora perché mi si sta insalando anche l'acqua che avevo invasato in tutta la rete di bonifica. Il problema è che la filtrazione salata che mi sta entrando nelle falde non la si manda più via, cominciamo a vedere dagli argini una fascia di 50, 100, 150 metri dove i prodotti stanno morendo perché stanno bevendo acqua salata. Le conseguenze più gravi della situazione non riguardano solo l'agricoltura, il rischio è quello di un disastro ambientale. Tutta la biodiversità che c'è in questo territorio, che è un territorio a parco, un territorio MAB UNESCO, un territorio siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, Important Bird Area, cioè tutta la biodiversità che c'è in tutta la rete di scolo che abbiamo qua, se l'acqua si insala è evidente che sarà impossibile fra qualche anno parlare ancora di ambiente e di biodiversità. Se una delle evidenze più nette dell'emergenza legata alla siccità è il calo del livello dei fiumi, l'altro, molto meno evidente, è il calo delle falde che si può notare nei bacini chiusi come le cave, che si stanno rivelando preziosi bacini di riserva idrica, ma anche questi sono in pericolo. Continuano a calare i livelli dei fiumi nonostante dai bacini montani sia aumentato il rilascio d'acqua. E questa è una drammatica evidenza di questa siccità. Ma quella che potrebbe diventare ancora più problematica è l'abbassamento delle falde sotterranee, punto di pescaggio per acquedotti ma anche per aziende del settore talora famose della zona. Che non si vede ad occhio nudo se non in bacini chiusi come le cave. Qui siamo lungo la Castellana in quello che è diventato il laghetto Biasuzzi. Voi da una vita siete qua, sì. Avete notato qualche differenza sulla... Effettivamente 1 metro, 80 centimetri, 1 metro di dislivello c'è e speriamo che piova. Ma è successo in tanti anni di attività, sottolinea il titolare del locale che guarda il laghetto. Ennesimo segnale preoccupante di una situazione idrica sempre più critica, anche in un territorio come il nostro, da sempre ricco d'acque. Significa che non c'è più acqua nella pianura. Quindi l'acqua, tutta la pianura va sotto, però attualmente le cave potrebbero essere tranquillamente dei posti dove prelevare acqua per portarla dove c'è bisogno. Bacini artificiali nella maggioranza dei casi chiusi e dismessi, alcuni dei quali diventati luogo di abbandono dei rifiuti. Zone che ora, ma anche in futuro, potrebbero tornare preziose se, come sottolinea Italia Nostra, protette e controllate. Un'idea, quella della conversione in bacino idrico, su cui sta già lavorando uno dei comuni più bucati d'Italia, come si definiva fino a qualche decennio fa Bedelago. Qui l'assessore Marco Perin punta a convertire la cava di Via Baracche, al momento con un progetto di espansione dell'escavazione bloccato e parere negativo del comune. Tutto questo mentre da tempo la regione sta spingendo perché le cave diventino dei bacini di laminazione, ovvero si riempiano in caso di piene per evitare inondazioni, per poi tornare a svuotarsi alimentando la rete irrigua dei canali. Un progetto che Italia Nostra aveva già proposto oltre 30 anni fa, sottolinea Alberto Zandi Giacomi, che ricorda anche un'altra proposta di quel tempo. Ho sentito oggi
che la Regione ha deciso di chiudere tutte quante le fontane a getto continuo, secondo una proposta fatta 30 anni fa da Italia Nostra. La cosa sarebbe semplicissima, basterebbe portare un rubinetto, regalarlo, perché sarebbe un guadagno enorme per tutta quanta la regione. Adesso ci spostiamo nel veneziano e precisamente nell'isola di Sant'Erasmo, siamo nella laguna appunto veneziana. Qui l'allarme siccità sta mettendo in ginocchio tutta la produzione agricola. Vigneti, campi, la produzione agricola delle castraure e del carciofo violetto, ma anche della semplice verdura di stagione. La siccità ha effetti drammatici e devastanti anche per Sant'Erasmo, isola della laguna di Venezia con circa 500 abitanti, ma rinomata in tutto il mondo per la sua produzione agricola a chilometro zero, che ora è in ginocchio a causa della siccità, e così si guarda al cielo, invocando la pioggia. La siccità si sta facendo sentire, tra l'altro è da quasi un anno che piove pochissimo. Come vedete già le piante di carciofo sono già ormai secche e c'è solo il fiore, ma il problema più grande è proprio questa mancanza da troppo tempo di acqua dolce che praticamente fa risalire la falda di acqua salata. Una difficoltà in più per Sant'Erasmo è quella di essere circondata dalla laguna. Questo problema è molto grave per tutte le nostre piantagioni, perché il cuneo salino che si alza provoca proprio delle incrostazioni di sale e fa morire le piante. È un problema che speriamo possa risolversi, ma solo con l'aiuto del tempo possiamo far cambiare le cose. Non ci sono riserve di acqua dolce, nemmeno per le aziende agricole, e anche la vendemmia in autunno è a grosso rischio se continuerà questa siccità. Verdure di stagione, il carciofo violetto, castraure, un intero raccolto rischia di essere irrimediabilmente compromesso. Solo la pioggia ci può aiutare in questo momento, perché non abbiamo la possibilità, a parte qualche azienda, di avere dei pozzi in falda e quindi poter innaffiare con l'acqua di falda. L'unica acqua che possiamo usare è quella dell'acquedotto e anche in maniera molto razionata. Quindi speriamo che il tempo ci aiuti e che la pioggia venga a salvarci. Continuiamo a parlare di tematiche legate all'ambiente, in questo caso monitoraggio, tutela dell'ambiente, perché nel prossimo servizio riepiloghiamo alcune delle attività e degli interventi principali svolti dai carabinieri forestali. Quindi voi avete intensificato i controlli nel territorio? Controlli sugli incendi, sì. Siccità e pericolo incendi, attenzione massima da parte dei carabinieri forestali, in particolare nelle zone agricole dove la pratica della pulizia col fuoco può sfociare in roghi pericolosi e fuori controllo. Quest'anno abbiamo avuto anche diversi incendi. Abbiamo avuto degli eventi nella zona di Valdobbiadene, sul Monte Grappa. E quindi anche là, insomma, un po' per scongiurare la presenza di piromani, un po' per evitare anche quelle che sono magari delle pratiche colpose che sono comunque da combattere, dobbiamo sempre essere presenti e fare controlli. Ma sulle colline del Prosecco un altro fronte è quello degli interventi a modifica del territorio attuale. Noi da sempre abbiamo svolto questa attività di vigilanza, di controllo, proprio perché le normative vengano rispettate in maniera attenta e in maniera precisa e pedissequa appunto dai cittadini. Vedo che insomma c'è una maggiore diligenza proprio perché appunto abbiamo delle stazioni che sono collocate sul territorio e quindi svolgono non solo attività repressiva ma anche attività preventiva, per cui ecco, vengono rispettate le regole soprattutto per quanto riguarda gli impianti dei nuovi vigneti, e quindi siamo posti proprio a tutela di quelli che sono i vincoli paesaggistico-ambientali, che sono fondamentali proprio perché hanno una loro ratio. Ogni vincolo chiaramente corrisponde a delle finalità ben precise che appunto noi tendiamo a tutelare.
Finiti insomma i tempi della benna selvaggia, ma solo azioni di tutela a salvaguardia dei ciglioni, come delle strade che portano gli stessi. Produttori peraltro consapevoli che al di là delle sanzioni c'è un territorio a forte vocazione turistica proprio perché non violentato. Questo è un interesse che vedo che rende, diciamo, ci rende un interesse, diciamo, comune anche con i cittadini, anche con i produttori, perché è necessario appunto che le normative vengano rispettate da tutti ed è un interesse di tutti. Controlliamo tutto ciò che appunto riguarda la normativa paesaggistico-ambientale, quindi proprio perché per prevenire sia sì, per controllare proprio in modo tale che questi sbancamenti non vengano proprio effettuati, i vincoli vengano rispettati nel miglior modo possibile, nel modo più attento e soprattutto anche gli inquinamenti, che sono ciò che spaventa la cittadinanza. Su questo fronte intensificati i controlli sui sversamenti delle cantine in fossi e canali. Devono essere combattuti, prevenuti e repressi, proprio perché non ci devono essere reflui di vinificazione all'interno dei corpi idrici, che è un'altra finalità a cui appunto i carabinieri forestali tendono. Sappiamo Valdobbiadene e Conegliano, ma non sono gli unici, abbiamo anche Asolo, abbiamo anche Treviso, Vittorio Veneto. Diciamo che le nostre stazioni e il nostro NIPAF sono sempre presenti. E una nota diramata poco fa dal Ministero della Salute, che andiamo a leggere insieme, lancia l'allarme per l'ondata di calore in arrivo sul nostro paese. Oggi, pensate, su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, 2 sono rosse, solo ad esempio a livello nazionale Genova e Torino gialle. La situazione però peggiorerà anche in Veneto nei prossimi giorni. Il 28 giugno le città ad elevato rischio rosso saliranno del 20-30% sul numero totale, quindi solo 5, Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino saranno gialle. Per tutte le altre, insomma, si prevedono temperature roventi e situazioni difficili da gestire, quindi noi raccomandiamo sempre prudenza sia per le persone fragili che per le persone anziane. I consigli sono sempre gli stessi: bere molto, idratarsi e chiaramente non uscire nelle ore più calde e coprirsi per evitare, insomma, il contatto diretto con il sole. Adesso cambiamo decisamente discorso, chiusa la parentesi nella quale, insomma, abbiamo approfondito la tematica dell'emergenza caldo, dell'emergenza siccità. Ieri a Treviso è stata la giornata mondiale delle famiglie, un evento, una giornata voluta da Papa Francesco, ed è stata anche l'occasione per il vescovo di Treviso, durante, insomma, la nostra diretta, per lanciare un appello contro i gesti estremi degli imprenditori in difficoltà, causa chiaramente tutta la problematica legata al mondo del lavoro e all'economia. Noi ci siamo, chiunque della Chiesa ascolta, abbiamo ancora la nostra iniziativa, sta a noi in piedi, se c'è bisogno di un aiuto concreto iniziamo almeno a parlarne. Questo è l'appello del Vescovo di Treviso verso chi è in difficoltà economiche e contro i gesti estremi degli imprenditori, come quello di giovedì a Paese. Un livello d'attenzione che la Chiesa non ha mai abbassato e che in questi momenti, dove la crescita dei costi energetici aumenterà le difficoltà economiche per famiglie e imprese, punta alla solidarietà e all'attenzione reciproca che il Vescovo ricorda essere da sempre alla base delle nostre comunità. Finché c'è vita c'è speranza, dobbiamo davvero valutare questo, dobbiamo andare a cercarci gli uni gli altri quando si è soli, non lasciatevi prendere dalla solitudine, non c'è nulla che non possa essere recuperato finché c'è la vita. Questo vuol dire che la vita è sacra. In tema di vita chiara la posizione della Chiesa trevigiana sull'aborto, tema divenuto mondiale dopo la sentenza della Suprema Corte americana che ne sospende la pratica negli Stati Uniti, rimandando ogni decisione ai singoli stati. I centri aiuto alla vita devono essere il modello di tutta una comunità e non solo cristiana. Ci prendiamo cura gli uni degli altri perché nessuno desidera abortire. Vogliamo la vita, tutti vogliono la vita e dobbiamo anche accompagnare le persone che nella crisi si sentono da sole
e lì dobbiamo aiutarle. Permettere un dramma per risolverne un altro sfocia solo in tragedia. Vescovo che in questi mesi di siccità e cambiamenti climatici ricorda alle famiglie l'impegno di tutti per l'ambiente. Impariamo tutti a gestire meglio le nostre risorse, possiamo consumare, non dico meno, ma meglio, e tutti insieme quello lo può fare ciascuno di noi. Sobrietà non è una parolaccia, si può essere molto più felici nel consumare meglio che nel consumare troppo, e poi fare delle politiche serie di previsione. Adesso una visione complessiva delle nostre società partendo dalle famiglie, che la politica per il Vescovo Tomasi deve avere più coraggio. La politica in Italia ha parlato tanto di famiglia, ne ha parlato tanto, adesso forse sarebbe il caso di fare qualcosa per dare la possibilità alle famiglie di costituirsi e a quelle costituite di vivere in serenità, facendo il proprio, perché poi la ricchezza, la coesione sociale, il bene comune lo fanno le famiglie. E restiamo a parlare della giornata mondiale della famiglia, perché insieme a Monsignor Tomasi c'era anche il vescovo di Manaus in Brasile e prossimo cardinale nominato da Papa Francesco. Oltre 1500 persone hanno partecipato oggi alla celebrazione nel Tempio di San Nicolò della Giornata Mondiale della Famiglia, a conclusione di un percorso di condivisione nelle comunità cristiane che Papa Francesco ha voluto non accentrato a Roma, ma diffuso in tutto il mondo. Segnale forte della Chiesa affinché si guardi nuovamente alla famiglia come mattone fondante delle società e la si sostenga nelle quotidiane difficoltà, come ha sottolineato Leonardo Ulrich Steiner, vescovo dell'arcidiocesi brasiliana di Manaus, che ha concelebrato con Monsignor Tomasi. Una vicinanza nell'impegno trentennale della diocesi trevigiana, fatto di sacerdoti ma anche di tanti laici che hanno fatto esperienza missionaria in Amazzonia, dove molti hanno ritrovato il valore della famiglia. Le famiglie sono molto accoglienti, molto affettive, sono famiglie che riescono a vedere la ricchezza dei figli e vedono anche la ricchezza della presenza della Chiesa nella loro vita. La famiglia che deve essere sempre di più curata da noi come Chiesa. Per Monsignor Steiner, quello che abbiamo dimenticato, lì è ancora fulcro delle comunità. L'altro interessa sempre, l'altro è sempre molto importante perché le relazioni sono vicine anche nelle nostre comunità ecclesiali, la relazione è sempre molto vicina. Valori che Monsignor Steiner ha voluto ribadire nel suo saluto alle famiglie trevigiane in un tempo che lo vede nominato da Papa Francesco uno dei nuovi cardinali della Chiesa di Roma. Quando è venuto la nomina si sorprende. Credo che è un segno della vicinanza del Papa alle chiese che stanno nell'Amazzonia, in tutta la regione, perché tutta l'Amazzonia è più grande che tutta l'Europa. Tutta l'Europa insieme è ancora minore che la regione amazzonica Brasile. Ennesimo segnale di quanto il Papa sia preoccupato per il futuro della terra, che proprio nell'Amazzonia vede il suo grande polmone verde. Per questo il mandato del neocardinale si riassume in due parole. Curare e coltivare sono due parole che usa lui, non distruggere, non distruggere, anche non sfruttare dell'Amazzonia. Adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, al rientro apriremo la pagina sulla politica con l'esito dei ballottaggi, le dichiarazioni dei vincitori e dei vinti. A fra poco. Sono quasi le 12:45, siamo in diretta e come vi ricordo lo saremo fino alle 13:30, ben ritrovati a Focus TG. Ebbene, come promesso, adesso apriamo la pagina sulla politica, parliamo dell'esito dei ballottaggi per le elezioni amministrative e allora facciamo un attimo insieme il punto della situazione per quello che riguarda chiaramente il nostro territorio. Partiamo doverosamente da Verona, dove Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona, l'ex calciatore appoggiato da una coalizione di centrosinistra espugna la città, storico diciamo fortino della destra, battendo il sindaco uscente Federico Sboarina. Il risultato è di 53,4% a favore di Tommasi in una Verona
che, lo ricordiamo, ha vissuto momenti difficili in questa campagna elettorale, non ultimo quello legato al mancato apparentamento con Flavio Tosi per quello che riguarda l'ala di destra, diciamo, della coalizione di centrodestra. Ci spostiamo poi a Jesolo, anche qui il litorale di Jesolo sceglie un cambiamento spostandosi ancora più a destra a discapito della Lega, costretta a incassare un risultato che insomma per molti è stato definito abbastanza pesante. Christopher De Zotti, 36 anni, è il nuovo sindaco di Jesolo, il candidato di Fratelli d'Italia e di 4 liste civiche ha raggiunto il 57%, battendo il rivale, diciamo, Renato Martin, sostenuto invece da Lega, Forza Italia e da altre liste civiche. A Thiene, e abbiamo quasi finito, diciamo, il giro, insomma, riepilogativo dell'esito dei ballottaggi. A Thiene vince Gian Antonio Michelusi, assessore uscente, sostenuto da 4 liste civiche e dal PD, mentre per quello che riguarda Feltre, altro comune insomma interessato dal ballottaggio, il centrodestra vince con Viviana Fusaro, che al ballottaggio ha superato il candidato di centrosinistra Adis Zatta. Questo è un attimo il quadro generale della situazione, ma come vi avevo detto, noi dobbiamo ascoltare la voce a caldo dei vincitori e dei vinti. Partiamo da Verona e ascoltiamo cosa dice il nuovo sindaco della città scaligera, Damiano Tommasi. Per Verona è girare pagina, è dimostrare innanzitutto che si può fare politica in un modo diverso, si può fare politica senza rispondere alle provocazioni, agli attacchi personali, si può fare politica parlando di futuro, di progetti, coinvolgendo le persone, e dall'altra parte dobbiamo essere anche orgogliosi perché Verona è tante cose e non è solo quella che purtroppo superficialmente spesso viene raccontata. Che c'è l'esplosione che mi verrebbe da dire devastante, perché emotivamente tante persone aspettavano questo momento da tanto tempo. Personalmente abbiamo lavorato per riuscire a raccontare una città in un modo diverso, ce l'abbiamo fatta, la gente ci ha premiato, ma soprattutto credo che abbiamo fatto accadere qualcosa che nei prossimi anni potrà cambiare Verona. A chi si sente di dire grazie? A tutti quelli che si sono impegnati anche dietro le quinte, e credo che questo risultato sia di tante persone. Io ho fatto solo da capofila, ma non sarei qua se non ci fosse l'entusiasmo, se non ci fosse in tanti l'idea che Verona possa essere diversa. Sforina l'ha già chiamata per congratularsi. Siamo già sentiti, sì. Tosi ha già dichiarato che è pronto a fare opposizione ma a dialogare. Io credo che le città in generale abbiano bisogno di partecipazione e di coinvolgere tutti in un progetto unitario. Poi le posizioni politiche sicuramente vanno tenute, ma credo che tanti dei progetti che abbiamo e tante delle idee che ci sono per Verona sono trasversali a tutti, e credo che tutti vogliano il bene di Verona. C'è un'altra Verona che ha alzato la voce e che mi auguro si renda protagonista dei prossimi anni. Verona è tante cose, l'abbiamo sempre detto, l'ho sempre pensato, sono tornato a vivere a Verona consapevole che all'esterno esce un'immagine di Verona che non è quella reale. E sulla vittoria di Damiano Tommasi, nuovo sindaco di Verona, sentiamo adesso le parole del segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella. Rappresenta per noi davvero un risultato storico di grandissimo rilievo che penso possa aprire una fase nuova a Verona. A lui voglio dire che ha svolto una campagna elettorale molto significativa, è riuscito a parlare al cuore dei veronesi, ad ascoltarli, a proporre una visione della città più moderna, più aperta, più europea, e soprattutto è riuscito a infondere fiducia, coraggio in un momento come questo così importante nella vicenda politica della nostra regione. Da oggi mi auguro
si inizia a scrivere anche una storia diversa qui in Veneto, anche grazie ai risultati di queste elezioni amministrative. Diciamo che la rinascita, la ricostruzione del PD in Veneto parte anche dalle città, parte dalla capacità di parlare dei temi che riguardano i veneti, di fare delle proposte, e naturalmente le prossime scadenze che avremo, a cominciare da quella di Vicenza, le affronteremo con una grande voglia di vincere. Da qui alle elezioni regionali la strada è ancora lunga, io sono molto consapevole delle difficoltà che sempre ci sono in politica, non faccio in genere sogni campati in aria, però penso che con la politica, che con il buon lavoro potremo essere competitivi anche alle prossime elezioni regionali. E del resto qualcosa in Veneto si è chiuso. Un ciclo politico mi pare al tramonto, Zaia non sarà più candidato, quello che è successo anche in queste ultime elezioni dimostra quello che sto dicendo, e quindi è assolutamente necessario per noi e per il centro-sinistra e per le forze civiche, non solo quelle di sinistra ma quelle ambientaliste, quelle anche moderate e liberali, farci trovare pronti con un progetto alternativo. E ascoltiamo adesso invece cosa ha detto Flavio Tosi. All'interno della Lega, per quello che è stato il prima, il durante e il dopo, Roberto Marcaldo, quando Salvini comincia a parlare con Flavio Tosi, quando Matteo Salvini è segretario della Lega, e anche Alberto Stefani, perché appunto anche lui poi ovviamente è responsabile regionale, quando comincia questo dialogo, che comincia più di un anno fa, ci confrontiamo, arrivano bordate a alzo zero, mentre per dire Tony Darè si spende in maniera positiva per la Lega, e mentre Salvini aveva fatto questa scelta di dire dialoghiamo con Tosi, Zaia ha messo un veto pesante, ripeto, soprattutto attraverso Marcato, ma l'ha detto lui stesso, ha appoggiato in maniera esplicita, netta, chiara Federico Sguarina in tutta questa campagna elettorale, e il dato significativo è, al di là dei gossip che dicono che Luca Zaia avrebbe telefonato a Federico Sguarina dicendo tieni duro, non apparentarti con Tosi, ma al di là dei gossip poi c'è il fatto che l'unico big che poi si è speso negli ultimi 15 giorni, Salvini è sparito, la Meloni è sparita, l'unico che ha fatto un video ieri, credo, o l'altro ieri, con Federico Sguarina è stato Luca Zaia. Vuol dire che il mancato apparentamento è stato fatale, e quindi chi ha voluto per il mancato apparentamento ha fatto del male al centrodestra, ha fatto del male a Fratelli d'Italia, alla Lega e anche a Forza Italia, comunque a tutto il centrodestra, perché uniti, stando a questi dati, si sarebbe vinto. Da Verona adesso a Jesolo per ascoltare le parole del nuovo sindaco Christopher De Zotti. Pensavamo di poterci giocare tranquillamente la vittoria al ballottaggio, perché comunque venivamo da un ottimo risultato al primo turno e da un lavoro serio che abbiamo fatto anche in queste 2 settimane di ulteriore campagna elettorale. Non ci aspettavamo un distacco così importante. Detto questo, do l'onore delle armi al nostro avversario, che era Renato Martin, alla sua squadra e ai suoi candidati per la campagna elettorale e l'impegno che ci hanno messo. Adesso Renato Martin sarà tra i banchi dell'opposizione o comunque sempre un alleato nella forza centrodestra? Ma penso che gli esolani hanno dato un messaggio chiaro su chi deve governare e su chi deve essere controllore, quindi sedere in minoranza, quindi i ruoli saranno chiari e vorrò rispettarli. Detto questo, come ho cercato di fare dal ruolo di opposizione in questi 10 anni, tanto più lo faremo dalla parte del governo, ovvero cercheremo di non ragionare con il paraocchi, ma ragionare sui temi, sulle proposte, quindi soprattutto sui grandi temi. Vogliamo fra 7-10 giorni riuscire ad avere anche già la giunta formata, in maniera tale da metterci subito al lavoro per la città, arrivare al primo consiglio comunale fra 20 giorni e cominciare subito a lavorare per Jesolo. E la politica, non quella impegnata nei ballottaggi, ma la politica in generale sta lavorando su alcune delle emergenze del nostro contesto attuale, prima fra tutte quella legata al rincaro dei costi, bollette, luce, gas, ma insomma
ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, preme anche cercare di trovare una soluzione a un altro grande problema, il rincaro dei costi di carburante. Noi abbiamo ascoltato la voce dei vicentini che esprimono tutta la loro preoccupazione ai nostri microfoni. No, non è cambiato niente, siamo peggiorati prima rispetto a 2 mesi fa. Se le accise hanno tolto 30 centesimi adesso sarebbe 2,40. Se non tolgono l'IVA c'è poco da fare, anche se confermano quello che hanno detto fino al 30 settembre non cambia niente. E vedrai che agosto aumenterà di più perché siamo direttamente in ferie, ancora più benzina, ancora più diesel, ancora più aumenti. Sì, è un dramma generale qua fra benzina, gasolio, gas, acqua, luce. Non lo so come faremo. Non capisco, io sto sempre aspettando ma vedo sempre che aumenta il gasolio, non so, cioè un pieno mi costa più di 20 euro in più. Dobbiamo considerare che la benzina dobbiamo sommare quei 30 centesimi di sconto, per cui dal 1 luglio sarà da ridere. Rimane solo sperare che non aumenta ancora, non si capisce niente, non lo so, cerco di seguire, di capire ma non si capisce. Guardi, io uso lo scooter per risparmiare, ma se vede lei con 20 euro non ho fatto neanche un pieno di benzina. Di solito questo qua tiene pieno, ci vogliono 25 euro, una volta con 15-16 euro mi arrangiavo. Vuol dire che adesso faccio quasi un pieno al mese in più. Se poi per 10 mesi sono quasi 250 euro in più all'anno. È ovvio che i prezzi sono alzati. Dobbiamo trovare qualche soluzione. È il governo che deve trovare una soluzione per tutti. Non si può venire fuori da soli. È una roba troppo grossa questa. Poi adesso ci si mette anche la siccità, quindi anche lì saranno spese per cercare di contrastare questo problema. Senta, il governo ci aveva provato in 3 mesi, ha tagliato le accise, ma la benzina e il gasolio sono tornati a superare i 2 euro e addirittura dovrebbero dare un colpo ancora a queste accise, che sono secoli che ci sono. C'è chi paventa comunque l'aumento fino a 2,4, 2,5 perché Sicuramente, sì, ad agosto sarà così. Ad agosto chi va a lavorare o chi va in ferie è sempre peggio e sarà sempre peggio. La pinage è questa, gente che lavora. Tasse e aumento del gasolio e non viene incontro a nessuno. E andiamo a rubare tutti quanti ora. Se il governo non approva il prossimo taglio per il prossimo mese bisognerebbe bloccare tutto, fermare autostrade e tutto quanto. Questo non lo so, siamo troppo abituati a subire, non abbiamo il coraggio di ribellarci. Siamo stati bravi a protestare per le mascherine, nessuno protesta per l'aumento della benzina, nessuno si ferma. Da Vicenza a Padova, dove i consumi di carburante scendono del 30%, i padovani insomma scelgono la via del risparmio. Benzina sopra i 2 euro, già da 10 giorni non si ferma la corsa del caro carburante. Questi costi alti hanno però inciso sulla domanda. I padovani, infatti, fanno meno benzina. I consumi diminuiscono, siamo circa dal 25 al 30% di riduzione dei consumi, quindi questo va sicuramente a danneggiare non solo i consumatori, perché noi siamo a fianco dei consumatori sotto questo aspetto, perché come abbiamo sempre detto, più aumenta la benzina, meno guadagniamo noi perché meno litri vendiamo. Rendetevi conto che con 100 euro di gasolio in questo momento si fanno 48 litri circa di carburante per un guadagno, chiamiamolo guadagno, del gestore di 1,32 euro. E su questo 1,32 euro ci sono da togliere tutte le spese che sono aumentate in quest'ultimo periodo. Sicuramente siamo in una situazione molto difficile, insostenibile. Voglio sempre sottolineare che lo stesso problema che hanno i consumatori ce l'abbiamo noi gestori. Per ora il governo tiene calmierate le accise fino al 3 agosto. Con tutta probabilità la misura sarà prorogata fino a settembre. Potrebbe però non bastare. Io penso proprio che sia necessario, anche perché sennò veramente andiamo a bloccare tutta l'economia e anche tutto quello che potrebbe essere il turismo di questi mesi. Sappiamo benissimo come l'anno scorso molti vanno a fare il weekend fuori porta e utilizzano l'auto, sicuramente questo, se gli aumenti continueranno ad aumentare, non potrà più esserci, quindi per danneggiare completamente un settore che è in forte ripresa in questo momento qui. Durante la nostra sosta alle 9 di un lunedì mattina in un distributore della tangenziale di Padova abbiamo potuto constatare come siano molto pochi i padovani che si fermano a fare rifornimento e chi lo fa cerca di attuare pratiche per risparmiare. Volevo farlo prima di entrare in tangenziale, ma ho visto che costava 2,03 euro mi sembra, ho detto
proviamo in tangenziale in autostrada perché so che in città costa ancora di più. Purtroppo è così, lo so. Speriamo finisca presto, dai. Si fa attenzione? Assolutamente, assolutamente. Io per prima, i miei amici anche, cerchiamo sempre di incontrarci sempre a mezza via, diciamo così, proprio per evitare gli sprechi, insomma anche l'inquinamento ovviamente. Però sì, il discorso è anche andarsi incontro in questa situazione di emergenza, diciamo così. E adesso ci fermiamo un attimo, break pubblicitario che ci permette poi di voltare pagina perché dobbiamo parlare di economia, di sanità e poi tante altre notizie con collegamenti dal nostro territorio. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono da poco passate le 13, questo significa che abbiamo poco meno di mezz'ora per continuare a portare a casa vostra l'informazione, l'approfondimento di Rete Veneta. Ebbene, adesso parliamo di tematiche legate all'economia. In autunno il Veneto rischia un vero e proprio boom di fallimenti per i ritardi nei pagamenti dalla pubblica amministrazione, l'impossibilità insomma di cedere i crediti acquisiti con il super bonus del 110%, la CGA di Mestre lancia un allarme chiaro e preciso. A causa del caro energia, dell'inflazione alle stelle, dell'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus e dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione, in autunno rischiamo un boom di fallimenti. Non solo di debiti possono fallire le aziende, anzi, all'orizzonte si fa concreto un boom di imprese a rischio fallimento per crediti. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre punta il dito contro i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione alle aziende, stimabile in Veneto attorno ai 5 miliardi di euro, assieme all'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus 110%. Da diversi anni e anche nei primi 5 mesi di quest'anno il numero di fallimenti in Veneto è in calo, ma a partire da autunno potrebbe tornare a crescere e subire una brusca impennata nel 2023. Bisogna correre ai ripari. Il governo intervenga subito per evitare una nuova recessione che farebbe aumentare a dismisura la disoccupazione e i livelli di povertà anche in Veneto. A causa dei problemi sottolineati dalla CGA di Mestre, i settori più a rischio sono il commercio e le costruzioni, ma autunno diventa una data cruciale anche perché, come avviene in tutte le recessioni, gli effetti possono manifestarsi a distanza di tempo e nel nostro caso si devono ancora fare i conti non solo con le difficoltà causate dal Covid nel biennio 2020-2021, ma anche con gli effetti negativi riconducibili alla guerra in Ucraina, scoppiata verso la fine di febbraio. E invece per quello che riguarda, continuiamo a parlare di economia, di redditi in questo caso, il CAF della provincia di Padova ha fatto un attimo il punto appunto su come insomma, stanno vivendo questo momento dal punto di vista economico i padovani. Un bilancio chiaro sui redditi appunto dei cittadini ed emerge un dato sconfortante: le donne continuano ad avere stipendi più bassi. Gli stipendi delle donne si confermano più bassi rispetto a quelli degli uomini. Il divario di genere, generazionale e territoriale si conferma analizzando i redditi padovani con le dichiarazioni 730 del 2022. Il campione analizzato dai CAF CGL fotografa una tendenza ormai consolidata, ovvero che gli stipendi più bassi sono sempre quelli delle donne. Tra chi ha un reddito inferiore a 10.000 euro, le donne sono l'oltre l'83%, un rapporto che si ribalta quando parliamo di redditi alti per dipendenti e pensionati, cioè superiori ai 40.000 euro all'anno. Per questi quasi il 76% dei casi sono gli uomini a riceverli. Le disparità di genere si erano attenuate nel 2021 per effetto degli ammortizzatori sociali stanziati dal governo durante il lockdown. È vero che il reddito si rialza, però il divario tra il reddito percepito dalle donne rispetto a quello degli uomini si alza di ulteriori 2 punti percentuali. Questo sia per quanto riguarda redditi di pensione, sia esclusivamente per redditi di lavoro dipendente. Quindi siamo ulteriormente sopra il 30%, ma arriviamo al 40% se andiamo
a sommare complessivamente donne, pensionati, lavoratrici nei confronti di uomini, appunto lavoratori e pensionati. Un trend che si conferma è anche quello delle donne a carico del marito, circa il 2% in più rispetto allo scorso anno. Il 94% dei coniugi a carico è donna, gli uomini sono solo il 6%. Era ovvio che al concludersi di quella norma, insomma, le donne sarebbero stati i soggetti più penalizzati, appunto perché costrette al lavoro di cura, quindi a accedere a contratti magari di part-time involontario per seguire figli e genitori in un periodo in cui la pandemia in realtà non è cessata, la malattia esiste ancora e tutti i disagi che ne conseguono. Chi si occupa poi di tutto quello che accade spesso sono appunto le donne. La Bassa Padovana resta il fanalino di coda nel nostro territorio anche per quel che riguarda i redditi di lavoro dipendente. Parliamo adesso del ponte sul Brenta a Curtarolo che verrà abbattuto sabato. Ebbene, sul posto per noi, per darci gli ultimi aggiornamenti, vedo collegata la nostra collega Valentina Visentini sotto un sole cocente. Valentina, ti cediamo subito la linea. Sì, buongiorno, eccoci qua all'inizio del cantiere del ponte di Curtarolo. Sabato ormai è tutto pronto per l'abbattimento che avverrà sabato alle 11 del mattino. Qui con me c'è il consigliere regionale Luciano Sandonà che ci spiega insomma come si svolgerà la giornata e quali sono le ultime fasi prima dell'abbattimento. Intanto stanno riducendo ulteriormente la massa del ponte, sia di cemento che dei pezzi di ferro, quindi si cercherà di abbattere il meno possibile del ponte, rimarrà solo la struttura, sulla quale verranno collocati delle piccole cariche esplosive che poi insieme faranno esplodere il ponte totalmente. Poi finirà in acqua tutto il residuo del ponte, a parte le pile che rimarranno intatte, e da lì poi verranno recuperate con una gru e una chiatta. Un'operazione da 4 milioni di euro che l'Alta Padovana attendeva da tempo perché stiamo parlando di un tratto di viabilità molto importante che la collega con la città. E poi insomma sabato ci saranno, diamo delle indicazioni anche per quanto riguarda la chiusura del traffico. Sabato il traffico verrà interrotto verso le 11, 11:30, quindi proprio tecnicamente poi si vedrà l'orario migliore per chiudere il traffico. La chiusura durerà da 1 ora a 4 ore, quindi sono il tempo massimo che si prenderà Veneto Strade per verificare poi la staticità e la mancanza di danni nell'altro ponte. Poi il traffico riprenderà normalmente. Ricordiamo che sabato non ci sarà un traffico pesante perché è il primo giorno di chiusura del traffico pesante per il periodo estivo, quindi i disagi saranno chiaramente ridotti al minimo. Scenografica poi sarà anche la posa del ponte quando una volta saranno finiti questi lavori di abbattimento. Il ponte in ferro verrà assemblato nell'altra sponda del Brenta, verranno portati i pezzi, verrà assemblato e poi verrà spinto piano piano con dei martelletti fino a prendere la sua collocazione definitiva. Verrà posato su delle spalle che sono costituite da 26 micropali per sponda. Quando saranno finite più o meno queste operazioni? La previsione è dopo metà settembre, quindi più verso fine settembre, inizi di ottobre ci sarà la riapertura totale del ponte. E da Curtarolo è tutto, restituisco la linea allo studio. E noi ringraziamo Valentina Visentini e il suo ospite per questo puntuale, preciso aggiornamento. Adesso da Curtarolo ci spostiamo in altopiano perché tornano in azione i lupi. In pieno giorno predate le pecore al Melagon di Asiago. La stagione dell'alpeggio è partita da pochi giorni e già arrivano le prime predazioni da parte dei lupi che vivono nell'altopiano dei 7 comuni. Nella giornata di sabato 18 pecore sono rimaste uccise nell'area di Malga Melagon nel territorio comunale di Asiago durante un assalto da parte dei selvatici. Uno dei lupi ha diviso il gregge di circa 1000 pecore in 2 gruppi, spingendone una parte verso una zona in cui il resto del branco attendeva per poter entrare in azione. In pochi minuti sono stati uccisi 9 capi e altrettanti sono stati abbattuti per le gravissime ferite riportate. Tutto si è svolto in pieno giorno, quasi sotto gli occhi dei pastori che hanno potuto solamente raccogliere quel che restava degli animali presi di mira. E non è tutto. Poco dopo l'attacco, un lupo ha tentato di rapire una capretta davanti agli stessi pastori che sono riusciti a far desistere il predatore con le loro grida. Un bilancio pesantissimo con tutta la stagione dell'alpeggio ancora da vivere in una zona che non sa più cosa fare per risolvere il problema dei lupi.
Il primo a intervenire è proprio il sindaco di Asiago, che lancia l'ennesimo allarme. La presenza del lupo ha visto l'adozione da parte dei nostri operatori di innumerevoli sistemi di protezione, ma questo non basta, bisogna condurre una seria riflessione sull'opportunità di adottare strategie serie, forti, che possano prevedere ad esempio il prelevamento di questi predatori per le loro collocazioni in aree protette. L'Altopiano ha già segnalato più volte il problema alle autorità, ma quanto è stato fatto finora evidentemente non basta. Si tratta di un problema molto grave che è stato sottoposto all'attenzione di tutte le autorità superiori, le autorità sovracomunali da cui dipende la gestione di questo predatore, che ha causato notevoli problemi al nostro territorio e soprattutto alla nostra economia. L'altopiano dei 7 comuni rappresenta infatti l'area malghiva più importante d'Europa e su questo si basa il percorso per l'inserimento delle malghe fra i patrimoni UNESCO. È un'area nella quale si costruisce, si sviluppa un'economia rurale. Si tratta di valutare bene le conseguenze della presenza di questo animale per gli equilibri di un territorio che produce attraverso l'utilizzo delle aree d'alpeggio un'economia forte e sostenibile attraverso iniziative importanti che possano garantirne la sopravvivenza. Restiamo in altopiano, ma per parlare della ripartenza della stagione delle malghe. Sant'Antonio è passato da qualche giorno ormai ed è partita finalmente la stagione dell'alpeggio, con migliaia di capi di bestiame, malgari e casare che si sono trasferiti nelle terre alte per l'estate. Tradizione vuole infatti che per i primi giorni di giugno le malghe ritornino alla vita almeno fino a San Matteo e anche oltre se la stagione si rivelerà buona. Delle oltre 100 malghe presenti nei 7 comuni dell'Altopiano, almeno 90 sono attive, quasi tutte con la produzione di formaggio e burro. Qualcuno ha deciso di portare le vacche al pascolo con i camion che per giorni hanno fatto la spola sul costo e sulla strada che passa per Conco. Molti altri, soprattutto chi ha le stalle a poca distanza dagli alpeggi, è salito, se così possiamo dire, a piedi, dando nuova vita alla tradizione antica della transumanza. Uomini, donne e animali rimarranno in altura finché l'ultimo sfalcio estivo lascerà posto all'erba più scarica, ai fiori meno profumati, ai primi freddi che annunciano l'autunno. Allora tutti torneranno al piano, nelle stalle, nelle case per sognare nel lungo inverno i boschi dell'altopiano, i suoi prati verdi e il cielo che pare dipinto sopra tutte le creature. E dall'altopiano scendiamo in Brenta, ci spostiamo a Bassano del Grappa, dove Roberto Verin, che si definisce l'ultimo brentarolo, si rivolge a noi di Rete Veneta per una segnalazione. L'ultimo brentarolo del Brenta si rivolge a noi di Rete Veneta per una segnalazione. Lui, che forse meglio di chiunque altro conosce quelle acque e quanto possa essere poco decorosa la presenza da mesi di rami e radici sotto il Ponte Vecchio. Scendendo, nuotando sotto il ponte, che è appunto una pianta, cioè se vedete è stata radicata con l'ultima brentana, un pezzo più tutta la radice bloccata proprio sotto si può dire il poggiolo che guarda verso il Ponte Nuovo. Automaticamente adesso, essendo anche un po' qua sta adunata degli alpini, penso che dovrebbe essere, che ho già fatto presente a chi di dovere, agganciarla appunto con un cavo d'acciaio e con un martinetto tirarla via perché non è un bel vedere. Vi do la notizia a voi sperando che qualcosa si muova, venga fatto. Io sono sceso proprio il 19 di maggio, che è il mio compleanno, e ho fatto i miei 75 anni sul Brenta. Perché è da giovane che frequento il Brenta e la ricorrenza faccio sempre la notata se è possibile. Difatti ho recuperato anche un copertone domenica scorsa che era incastrato sotto una stilata. Una passione, quella del brentarolo, che sembra non essere più di moda. Sono pochi, infatti, i giovani che frequentano e valorizzano il fiume. C'è gente che viene in Brenta, però sono pochi quelli che si apprestano a entrare in acqua a nuotare. Insomma, ormai si è persa quella caratteristica del Brenta che attirava la cittadinanza. Una volta tutti andavano sul Brenta, era il nostro mare, si può dire. Risaliamo in quota, adesso ci spostiamo sul Monte Grappa, dove continuano le polemiche per la mancata copertura telefonica.
Non possiamo lasciarla scoperta, perché quello che è successo a noi può succedere a un normale camminatore della montagna. È visibilmente irritato il presidente di Confartigianato di Asolo e Montebelluna. Irritato ma anche sconfortato per la storia infinita di antenne e telefonia sul Grappa. Progetti, investimenti e cantieri per delle coperture ancora oggi inesistenti che, sottolinea Bosa, mettono in pericolo chi frequenta le cime e le zone limitrofe. Il ricordo va allo scorso anno, quando nel corso di una manifestazione una persona si è sentita male. Una persona che non era un concorrente, che seguiva però il cognato, un amico della gara, ha avuto un problema cardiaco ed si è accasciato al suolo e non si è più ripreso. E noi abbiamo avuto grosse difficoltà proprio per le comunicazioni a dialogare tra il nostro atterraggio, l'arrivo, in decollo avevamo l'ambulanza di servizio, ma loro non capivano cosa stava succedendo. E quindi è arrivata prima l'ambulanza del 118 che la nostra ambulanza che avevamo di servizio. Al punto che quest'anno la copertura viene garantita dai radioamatori e non solo per l'evento in ricordo della persona deceduta. Facciamo un investimento importante in sicurezza e per far questo abbiamo contattato l'associazione Radioamatori Italiani, l'ARI, che verranno con noi, con 10 persone, e faranno i ponti radio per coprire i buchi che ci sono nel territorio per evitare che ci siano problemi. La stessa cosa stanno facendo altri lo stesso giorno, che sono i ragazzi che organizzano la Monte Grappa Bike Day, faranno una gara di gravel e anche loro avranno l'ARI con 10 persone. Antenne che non funzionano, strade chiuse in attesa di lavori infiniti. Per il presidente di Confartigianato Asolo e Montebelluna sono situazioni non più ammissibili e per le quali sia Paolo Mares, presidente dell'intesa programmatica d'area, che Annalisa Rampin dell'ex Comunità Montana devono rispondere ai cittadini. Tutto questo proprio perché manca qualsiasi collegamento. Ci sono stati investimenti importanti sulla telefonia del Grappa, le antenne nel bene o nel male sono state posizionate, ma quelle antenne non sono ancora capaci di ricevere o di comunicare. Apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Sono tornati in piazza i banchetti per una sanità migliore, ci riferiamo all'area dell'ULSS 7, insomma la gente è subito corsa a firmare, ma da Venezia continuano a non arrivare risposte. 3.000 firme e non è ancora finita, anzi tornano in piazza i banchetti della petizione per una sanità bassanese diversa da quella vista nell'era Bramezza e subito i cittadini corrono a far la fila per mettere la propria firma, per far sentire la propria voce. Sentite cosa chiedono. Che mettano qualcuno un po' più indicato a gestire questa sanità, anche perché anche i medici di famiglia, 1 mese e mezzo che aspettano un appuntamento dal medico di base. Mi sembra che le cose non vadano tanto bene, no? Perlomeno così lo diciamo tutti e vorremmo che qualcuno ci mettesse la faccia e ci desse delle spiegazioni, solo quello. Chiedete risposte? Chiediamo risposte, esatto, che non ci sono. Sicuramente vorremmo che la cosa migliorasse, insomma, che prendessero in considerazione tutto questo malessere, perché la gente viene a firmare perché ha uno scontento. Semplicemente questo. Ci sono tanti cittadini che hanno questo problema, è giusto sostenerli e che se il potere può fare qualcosa, ben venga. C'è qualcuno con le idee molto chiare sulle responsabilità della situazione in cui versa l'ULSS 7. Purtroppo il pesce puzza sempre dalla testa. Chiedete risposte da parte di chi gestisce la sanità veneta? Intanto chiediamo più rispetto per gli operatori della sanità che con questi 2 anni qua che ci sono stati se lo meritano sicuramente. E poi sicuramente risposte da Venezia, perché è troppo facile durante il Covid. Il Veneto è un'eccellenza, però lavoravano gli altri e adesso che ci sono i problemi non risponde più nessuno. Qualcuno deve rispondere perché noi paghiamo per questo servizio qua. Servono risposte, serve che qualcuno, sottinteso dai cittadini dalle parti di Venezia, prenda in mano la situazione. Che capisce la situazione e che fa qualcosa che abbiamo bisogno tutti. Dopo qualcuno può aver sbagliato e si rimedia, però stanno un po' esagerando. Devo andare tutto a pagamento se devo farmi qualche visita, qualche esame, tutto a pagamento. Sono stanca. Io adesso cerchiamo di vedere se con tutte queste firme che riusciamo a recuperare, mandarlo alla regione, se le cose si muovono un pochino. Speriamo. Volete delle risposte dalla regione? Direi di sì, perché fino adesso la regione non ha risposto proprio niente.
Risposte non ne sono arrivate, ma già martedì le 3.000 firme raccolte in precedenza verranno portate in Consiglio regionale. E lunedì pomeriggio il DG Bramezza, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin saranno ascoltati in commissione consiliare nel municipio di Bassano. Chissà che qualcuno trovi il tempo di rispondere ai cittadini. Continuiamo a parlare di sanità in crisi perché nelle residenze per anziani mancano gli infermieri. La carenza di infermieri nelle case di riposo continua. Siamo arrivati all'inizio dell'estate 2022 e in provincia di Vicenza sono ancora vacanti oltre 200 posti che mettono drammaticamente in crisi non solo l'attività ordinaria, ma anche la programmazione delle ferie. La ricerca sia del personale infermieristico che degli operatori sociosanitari avviene tramite il reclutamento diretto delle singole strutture che si contendono i lavoratori disponibili al di fuori delle regole fissate dal contratto nazionale, denuncia la CGIL con alcuni esempi. Casa di riposo di Arzignano bandisce un concorso per 12 infermieri, domande per 7. Villa Serena di Valdagno bandisce concorsi e non ci sono domande. Questo è un problema generalizzato. Poi ci sono anche soluzioni assolutamente non condivisibili di case di riposo come ad esempio Montebello Vicentino che decide di esternalizzare tutto il servizio di operatori sociosanitari. Direi un clima quasi da Far West attualmente, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di personale, in cui vince chi ha la possibilità di offrire di più. Le soluzioni tampone di attribuire funzioni infermieristiche al personale OSS disponibile è un'opzione inaccettabile per il sindacato. Con un corso di poche centinaia di ore, creando problemi di natura di responsabilità di queste figure e anche contrattuali, visto che sono figure che non sono inserite in nessun contratto collettivo nazionale di lavoro. Il problema è la mancata programmazione e la mancata riforma complessiva del sistema, sempre solo con soluzioni estemporanee e basate sul qui e ora. La risposta deve essere una risposta complessiva e di sistema. I sindaci, i presidenti delle case di riposo devono mettersi in rete tra loro e devono parlare con i rappresentanti dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali. Chiediamo che Regione Veneto si faccia promotrice di un tavolo nazionale che affronti la questione in maniera organica e che affronti la crescita professionale di tutte le figure, quindi non solo degli OSS che hanno assolutamente diritto a questo riconoscimento, ma anche degli infermieri e dei medici e che veda una riforma complessiva del sistema e non una risposta oggi per oggi che però rischia di creare più problemi domani. E dal 30 giugno al 9 ottobre i pellegrini ripercorreranno la strada fatta da Sant'Antonio dalla Sicilia fino a Padova, portando con sé anche una reliquia del santo. Il pellegrinaggio credo che riservi tanto tempo al non fare nulla se non a camminare, quindi è anche un tempo per riflettere, per rientrare in se stessi, per riscoprire quelle che sono le cose più importanti della vita. 1800 chilometri, tutti rigorosamente a piedi, in poco più di 3 mesi. È il progetto Antonio 2022. 800 anni fa il giovane Antonio naufragò a Capo Milazzo, da lì poi arrivò a piedi a Padova e così dal 30 giugno al 9 ottobre i pellegrini ripercorranno quel tragitto a tappe con una sorta di staffetta, portando con sé una reliquia del santo in uno speciale zaino. Una reliquia che verrà poi affidata di volta in volta alle 92 comunità cristiane incontrate durante il tragitto e chiunque potrà affiancare i pellegrini per qualche chilometro o qualche tappa. Oggi la partenza della squadra per Capo Milazzo con un mezzo che servirà poi di appoggio per la risalita del paese dalla Sicilia. Cammino non di persone singole ma che desiderano appunto condividere del tempo, delle riflessioni, della preghiera. Se poi guardiamo l'esperienza di Sant'Antonio, anche di San Francesco, ecco, vediamo che il loro camminare è finalizzato anche all'incontro di tante persone alle quali annunciavano il Vangelo. Prima della partenza da Padova i pellegrini hanno ricevuto la benedizione e fatto visita alla tomba del santo per ricevere forza e aiuto. Orge, tu questo percorso l'hai già fatto? Sì, l'anno scorso avevo l'opportunità di mettere insieme le tracce, tutto il lavoro fatto precedentemente e testarlo, fare diciamo un collaudo per capire cosa andava bene, cosa potevamo dover correggere, infatti per poter quest'anno portare avanti questa bellissima iniziativa. E sarete in compagnia di un amico speciale, Antonio? Sì, ci ha preceduto 800 anni fa e in qualche modo lo riportiamo su quelle strade, in uno speciale zaino portareliquiario ci sarà una sua reliquia che così veramente camminerà con noi, come dici tu,
lo consegneremo alle 92 comunità cristiane delle 92 tappe del percorso. Sì, questo compagno è Sant'Antonio e faremo davvero questi 3 milioni di passi accompagnati davvero dalla sua grazia e speriamo che davvero tutto prosegua bene e l'inizio è proprio bello. Partiremo oggi qui dalla Basilica del Santo e poi ci ritroveremo il 9 di ottobre, sempre qua. Ma anche per chi non camminerà con i pellegrini ci sarà la possibilità di seguire il viaggio. Rete Veneta lo racconterà attraverso pillole quotidiane, un servizio in più per i fedeli di Sant'Antonio. Hanno la possibilità di ogni giorno vedere come prosegue questi 2 milioni di passi, i luoghi dove Sant'Antonio è passato, le persone che ha incontrato, e quindi sarà un modo per condividere attraverso questa pagina Facebook e anche Rete Veneta questo cammino. E nel prossimo servizio parliamo di un libro sull'ideatore delle Frecce Tricolori, legato in un modo speciale al territorio trevigiano. Le Frecce Tricolori sono nate grazie a lui. Non ci fosse stato lui, forse non so quando sarebbero nate. È proprio il padre delle Frecce Tricolori. Un libro sul papà delle Frecce Tricolori, un volume presentato nel Salone dei 300 ad una platea non solo di cittadini e aviatori, ma soprattutto di appassionati della pattuglia acrobatica nazionale. Ha lottato per fare una pattuglia acrobatica professionale, fatta di professionisti, piloti e specialisti, che potessero rappresentare in maniera adeguata l'Italia in Italia e all'estero. E l'obiettivo è stato raggiunto e l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Una vita avventurosa, quella del pilota Mario Squarcina, padovano, classe 1920, combatté nei cieli prima di Malta e poi della Libia. Mai abbattuto, si ferì gravemente nell'atterraggio in pieno deserto a Sidi al-Barrani durante l'imperversare del temuto Ghibli, tempesta di sabbia e vento che azzera la visibilità. Ed è in convalescenza che viene trasferito a Campoformido, dove molti anni dopo la guerra venne incaricato di fondare la pattuglia acrobatica nazionale. Squarcina è stato, ovviamente, essendo il fondatore, il primo comandante delle Frecce Tricolori. È lui che poi ha dato il nome alle Frecce Tricolori, che ormai non si dice neanche più pattuglia acrobatica nazionale, ma si dice le Frecce Tricolori, e sono identificate così in Italia e all'estero. Mai il nominativo migliore fu scelto. Frecce Tricolori che sono legate a Treviso per tanti piloti passati a Sant'Angelo o a Istrana, come il colonnello Assenzio Gandoni. Io ho avuto la fortuna a Treviso di volare con Squarcina, ma poi al mio gruppo, il 103esimo gruppo, c'erano tanti diversi altri piloti che veramente mi hanno curato. Infatti quando sono andato alle Frecce Tricolori, col benestare di Squarcina e anche del colonnello Di Lollo, anche lui comandante delle Frecce Tricolori dopo Squarcina, diciamo che la posizione l'avevo già acquisita, però dovevo affinare a fare le altre manovre acrobatiche, tipo il ventaglio, il doppio tonnò, l'apertura della bomba, l'incrocio e quant'altro. Ma Treviso è un po' città delle Frecce anche perché il loro papà riposa qui a San Lazzaro. Questo evento organizzato qua a Treviso è proprio anche per rendere omaggio alla città di Treviso, dove lui ha vissuto gli ultimi 20 anni e dove è deceduto il 23 luglio del 1998. Tra l'altro il rito funebre è stato fatto nella chiesetta del 51esimo stormo di Strana. E quando si parla di piloti delle Frecce non chiamateli mai Top Gun. Insomma, siete i Top Gun italiani? No, Top Gun no, bisogna sempre stare molto con i piedi per terra perché un elemento essenziale è l'umiltà. E questo era il nostro ultimo servizio per l'edizione giornaliera di Focus TG. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti serali con TG Bassano e TG Vicenza. Invece noi con la nostra striscia quotidiana dell'informazione ci rivediamo domani puntuali alle ore 12. Grazie.